Grazie, grazie a tutti per essere qui oggi. È un momento particolare perché qualche tempo fa, quando con la signora Renza ovviamente e Fabio ci siamo incontrati e abbiamo parlato ovviamente del problema della malattia dell'Alzheimer, ho avuto modo di conoscere questo libro che Fabio mi ha donato sulla sua esperienza della mamma, che molto giovane ovviamente ha contratto l'Alzheimer e ovviamente l'esperienza per chi vive in famiglia questa malattia è particolare, no? Poi l'opera e il libro è stato scritto, io l'ho detto prima, non dalla mano, ma dal cuore, cioè è il cuore che ha guidato la mano in un'esperienza particolare di una madre molto giovane e di un'esperienza, quella della malattia di Alzheimer, che per chi ha avuto esperienze in famiglia sa quanto difficile è trovare, no, giorno per giorno la forza e i giusti comportamenti, i giusti atteggiamenti per riuscire a continuare a vivere normalmente. Io dico, cercare di vivere normalmente. E con questo pensiero ho detto, ma perché non facciamo la presentazione del libro in Consiglio regionale? Uno, perché è un ruolo istituzionale importante, che è quello della Regione Veneto, e qui è dove si programma il sistema sanitario. E quindi un messaggio diretto al mondo della programmazione della sanità, che l'Alzheimer non può essere visto come una malattia quando c'è, ma deve essere vista come un contesto di studio e di ricerca affinché si possa arrivare quanto prima a prevenirla o, se possibile, a curarla affinché chi la contrae possa ovviamente allungare il suo percorso di vita nel modo migliore possibile. E dopo perché poi tutte le strutture che ruotano attorno all'assistenza su questo problema, ovviamente da qui hanno fonte, hanno necessità per quello che è la sua organizzazione. Quindi questo messaggio, voler portare Fabio e voler portare questo libro, è lanciare un messaggio dal ruolo dell'istituzione sanità e della programmazione sanità affinché si possa quanto prima iniziare a parlare e a ragionare di programmazione e di ricerca in ambito Alzheimer. Su questo ovviamente avremo modo poi, da parte direttamente di chi ha scritto il libro, di Fabio, che è sindaco oltretutto di un comune della provincia di Treviso, San Zenone degli Ezzelini, giusto? Ecco, bene. Mi confondevo sempre fra Treviso e Vicenza, ma nel momento in cui ovviamente è stato stabilito il confine, che è Treviso, allora volevo iniziare, insomma, e lasciare la possibilità di un saluto al consigliere, collega, il consigliere Tommaso Razzolini, che è della zona, no? Della zona, cos'è? Valdobbiadene, lì, Monte, provincia di Treviso, ma siccome so che a Treviso bisogna stare attento se dici sinistra o destra Piave, ecco, bene, ecco, bisogna stare molto attenti. A Padova abbiamo il Piovero, e il Piovero delimita solo il centro e il fuoricentro, ecco, della città. Però, ecco, volevo, se Tommaso vuole, mi farebbe piacere se può portare, Tommaso, se può portare un saluto, insomma, ecco, visto che è della stessa provincia del sindaco. E poi, subito dopo, volevo gli onori di casa, da parte del segretario generale, il dottor Valente, che ovviamente ci ha dato la possibilità di essere qui oggi a presentare questo libro e insomma si può portare un saluto anche lei, dottore. Prego Tommaso. Grazie Fabrizio, ringrazio il collega Boron appunto per aver organizzato questa presentazione di questo libro molto importante, perché il tema dell'Alzheimer è un tema molto sentito, per questo
abbiamo fatto martedì richiesta per la giornata appunto dei malati di Alzheimer di illuminare di colore viola il Palazzo Ferrofini. Adesso andrà in ufficio di presidenza e speriamo che possa essere approvata, ma insomma ho su questo fiducia, insomma il segretario mi dice già ma certo, quindi insomma è un passaggio formale, ma insomma ecco, prima insomma di dar per certe le cose, insomma è giusto anche che vengano fatti tutti i passaggi, insomma è una malattia che è molto presente anche qui in Veneto, e per questo vedo tanti insomma volontari che si impegnano, vedo la Renza, vedo anche il dottore che insomma ha seguito il CRIC per anni, insomma, e quindi questo è sicuramente un tema che va studiato e va approfondito. Per questo ringrazio Fabio per tutto il lavoro che ha fatto. Io ero stato a San Zenone alla presentazione del cortometraggio che aveva realizzato, qui siamo alla presentazione del libro, quindi è un tema che comunque vuole continuare ad essere portato e messo in luce, perché insomma è fondamentale e importante tutto questo lavoro, e quindi a lui va il mio più sentito ringraziamento per quello che sta facendo, e anche al collega Boron per questa iniziativa, quindi ecco, grazie. Dottore, se vuole portare un saluto, visto che ha anche già una richiesta all'ordine del giorno, è un modo, prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, in genere non faccio io gli onori di casa, perché giustamente li fanno i consiglieri che promuovono queste cose. E mi ha fatto piacere che c'è il consigliere Azzolini, ma poco fa c'era anche il vicepresidente Soranzo, che appunto sono stati loro che hanno mandato una richiesta all'ufficio di presidenza per illuminare di viola il palazzo il 21 di settembre. Chiaramente è una richiesta che non ha bisogno di approvazioni, si fa questi passaggi perché poi diciamo è una concatenazione da parte degli uffici, se no queste carte vanno perse, è giusto invece che abbiano un percorso, ecco, quindi è all'attenzione nostra. E mi ha colpito molto questa sensibilità intanto da parte dei consiglieri regionali, che oltre diciamo, a fare il loro lavoro, la loro funzione di legislatori nell'ambito delle loro competenze, prima parlava il presidente Boron che conosce bene chiaramente la materia perché è stato presidente della quinta commissione e quindi sa che il piano sociosanitario prevede delle linee di indirizzo, conosce benissimo quello che è stato fatto in giunta per il fondo per l'Alzheimer. Questi sono tutti, diciamo chiaramente, atti amministrativi, però quello che mi colpisce è che non sono solo atti amministrativi, c'è anche il cuore, c'è la sensibilità. E vedere che ci sono dei consiglieri che promuovono queste iniziative anche editoriali, soprattutto di una persona che ha vissuto in prima persona questo dramma. Io ho avuto la fortuna di non avere questo in famiglia, però conosco molto bene amici, vicini di casa, quindi partecipo con loro a queste esperienze anche indirettamente di sofferenza, soprattutto quando vedo queste persone che un giorno mi disse una persona, sai, diventano corpi senza anima, cioè sembra che la persona sia volata già via, rimane la persona, però nonostante questo c'è questo amore, questo attaccamento delle persone che chiaramente cercano con il loro affetto di rendere meno gravosa questo declino. Mi ha colpito molto che la mamma di Fabio aveva solo 52 anni quando si è ammalata. Noi pensiamo sempre che siano le persone anziane, cioè anziane oggi si è spostato dopo i 70, 75, adesso si è allungata la vita. Ma pensare che una persona di 52 anni, che direi giovane,
nel pieno ancora della vita, perché direi che è una fase bella della vita quando uno ha 50 anni, perché insomma è la bella maturità che venga colpita da questo male e praticamente lo sottrae poi ai suoi familiari che avrebbero potuto godersela, è una cosa veramente molto triste. Però ecco, io credo che questa operazione che ha fatto Fabio sia una bellissima cosa, perché poi io dico sempre, sono stato anch'io, ho avuto la fortuna invece di avere la mamma longeva e diciamo lucida. Quello che rimane poi delle persone che vanno via è l'anima, e l'anima si fa attraverso, l'anima rimane sempre accanto a te, non va via, parlo da credente, io credo moltissimo a queste cose, e quindi questa esperienza che lui ha anche, diciamo, voluto anche trasferire, mi diceva prima in un video, poi appunto in questo libro che leggerò sicuramente, è una iniziativa veramente lodevole, molto bella, ma penso che appunto oltre al libro quello che ha nella sua esperienza nel cuore gli rimarrà veramente in eterno. Ecco, io ringrazio di questa opportunità che mi avete dato di porgere il saluto a tutti voi e io mi associo anch'io a questi bravi consiglieri che hanno così voluto appunto cogliere questo fiore, non ti scordare di me, un fiore appunto che simboleggia la speranza, l'amore eterno e che appunto oggi è il simbolo di questa malattia e che noi il 21 di settembre faremo sì che questo palazzo si illumini del colore di questo fiore. Grazie a tutti e complimenti. Grazie mille Grazie dottore. Oltretutto il dottor Valente, insomma, di famiglia, no? In campo medico ne ha conoscenza avendo la sorella, no? Ha il cognato, sono stati grandi professori universitari e dell'azienda ospedaliera di Padova in campo medico. Mi perdonerete, prima di iniziare, poi io vorrei con Fabio scambiare 2 o 3 parole e avere ovviamente la possibilità della presentazione del libro seduti in maniera informale, magari come fossimo seduti a casa, in modo che sia anche più libera la cosa, nella formalità di un pulpito, no? Però vorrei cortesemente, se il professor Gabelli può portare un saluto. Il professor Gabelli è un grande attento ricercatore nel contesto della malattia Alzheimer ed è colui che ha diretto fino a a maggio il CRIC, che è questo centro specializzato nella ricerca e nella cura della malattia Alzheimer, inquadrato all'interno dell'azienda ospedaliera, che nella passata consigliatura abbiamo nella programmazione sanitaria inserita nelle schede e che ha bisogno di essere ovviamente supportato e rafforzato affinché dalla ricerca si abbiano risposte sempre più forti e più decise in ambito medico, in questo caso in ambito Alzheimer. Prego, professore. Buongiorno a tutti. Allora, il primo sentimento che ho è quello di ringraziamento a Fabio, perché l'esperienza che ho come medico è che quando un familiare vive da vicino a questa malattia, la prima tentazione che ha quando il familiare muore è di dimenticare questa brutta esperienza, di cercare di non condividerla perché è troppo dolorosa. Invece lui è riuscito in varie maniere, veramente col cuore in mano, a condividerla con altri, e di questo io sono profondamente grato, perché penso che a noi medici, che capita di seguire tante persone che hanno questo problema, viviamo anche noi questo dramma da vicino di riuscire a fare qualcosa o non riuscire a fare qualcosa per queste persone. Quindi è molto importante questa testimonianza. La seconda cosa invece che parlando invece come medico, come sanitario, io ho costituito 25 anni fa questo centro quando verso questo tipo di malattia c'era molto molto poco,
la Regione Veneto è stata così coraggiosa di finanziare questa struttura per molti anni. Poi c'è stata qualche incertezza circa il destino del CRIC e sono felice che da maggio in poi invece il CRIC continui a lavorare, anche se non ci sono più, a produrre, a ricercare. Il Veneto e il CRIC dirigono uno studio nazionale finanziato dal Ministero della Salute per la stimolazione cognitiva e la riabilitazione dei pazienti, quindi è una cosa molto prestigiosa che l'Istituto Superiore di Sanità ha voluto supportare, ma vi sono anche altre iniziative e siamo nell'imminenza di avere i primi farmaci monoclonali per la malattia di Alzheimer. Questo sarà un punto molto rilevante e anche molto difficile da affrontare, perché voi sapete che i farmaci monoclonali mediamente costano tanto e i pazienti da trattare mediamente sono moltissimi, quindi bisognerà trovare, diciamo, la quadra, come dice anche il Presidente della Regione qualche volta, di questa situazione, cioè come riuscire ad arrivare a tutte le persone che ne hanno davvero bisogno e come riuscire a spenderli bene questi soldi. Quindi siamo in un momento critico in cui 2 milioni di persone in Italia attendono questi farmaci, di cui quindi noi medici e ricercatori dovremmo trovare come fare a gestire questa situazione. Quindi grazie Fabio e grazie al Consiglio regionale che ospita questa iniziativa, perché penso che sia un'iniziativa importante. Non sono i difetti della diretta, sono io che non sbagliavo il pulsante. Quindi... E preferisco essere così, no? Informale, seduto come fossimo su una casa, su un bar, e chiacchierare di quello che è il libro che Fabio ha scritto, come ha detto il professor Gabelli poc'anzi, per non dimenticare, no? Per non, dopo ovviamente la scomparsa di una persona cara, dimenticarsi di quello che è successo e in qualche modo essere forti a tal punto di coinvolgere, se siamo qui oggi è per cercare di coinvolgere le persone, coinvolgere le istituzioni a quello che è il ruolo importante del credere, dello sperare di andare oltre l'ostacolo e far sì che ovviamente in sanità e in ricerca si trovino sempre cure nuove in tutti gli ambiti di malattia. Ecco. E partendo da questo, a me la cosa più importante ovviamente che mi viene in mente guardando il titolo, no? Perché non ti scordar di me, è proprio questo, è continuare, che poi è il titolo di una bellissima canzone, La vita tua è legata alla mia, quindi parla proprio di vita, è un bellissimo titolo di una canzone sul quale ovviamente questo libro poi si evolve nelle esperienze di Fabio. Ecco, cos'è, dove si è agganciato il titolo e quello, io ho letto, ma spieghiamo a chi ci ascolta, il numero dei capitoli, no? Che è un numero preciso, ci sono delle cose che sono scritte che hanno un simbolo proprio di quello che hai potuto vivere e che ovviamente è accaduto. Grazie mille, intanto un saluto e un buongiorno a tutti e grazie consigliere per l'opportunità che ho e che abbiamo, dico che abbiamo perché qui siamo io, c'è mia mamma e c'è la mia famiglia, tra l'altro c'è anche mio papà qui presente oggi. E è una grande opportunità quella che abbiamo oggi di presentare il libro, di portare all'interno del Consiglio regionale, della sede del Consiglio regionale, Non ti scordar di me.
Non ti scordare di me, parliamo io e te mamma, e questo è il titolo che ho voluto dare al libro. Nasce un po' al contrario, dopo un cortometraggio che ho realizzato insieme ad Aplisia di Bologna e Giuseppe Petruzzellis, un mio amico regista, che appunto si chiama Non ti scordare di me, e dove lì ho iniziato a sfogarmi, diciamo un po' così, e a parlare dell'Alzheimer e di quella che è stata l'esperienza della nostra famiglia e di mia mamma Gilda. Ed ho iniziato a farlo perché proprio per quello che prima il professor Gabelli ha detto, no? Quando mi ha ringraziato perché continuiamo a parlarne e non abbiamo dimenticato la malattia, ma cerchiamo di continuare a parlare. Ma se lo faccio è proprio grazie a quella persona, al professor Gabelli, perché è colui che ha seguito mia mamma per i 10 anni di malattia che mia mamma ha avuto, ed è proprio a lui, nel momento in cui ci si confrontava, che avevo chiesto cosa posso fare, cosa possiamo fare noi per aiutare gli altri, per aiutare la ricerca. E quello che appunto il professor Gavelli mi aveva detto era proprio: parlatene, dovete parlarne, perché i familiari fanno fatica a parlare di questa malattia. Quando arriva la malattia in una famiglia, quando arriva l'Alzheimer, si dice sempre, ormai è una frase comune che sento dire a tanti, tutta la famiglia ha l'Alzheimer. E quindi vieni colpito, entri all'interno di un vortice nel quale è davvero difficile esprimersi. Io prima di tutto ho cercato di farlo appunto attraverso il cortometraggio e poi ho detto no, non mi bastava, e ho detto voglio continuare a parlare e voglio proprio buttare nero su bianco l'amore prima di tutto. Il consigliere ha usato bene prima il termine che è scritto appunto col cuore, perché quello che ho cercato di fare è prima di tutto trasmettere l'amore della nostra famiglia, l'amore nei confronti che avevamo nei confronti di mia mamma e che mia mamma aveva appunto nei confronti nostri. E da lì è iniziato tutto. Quindi diciamo che è un libro sviluppato che parla sì della storia, parla della malattia, ma che cerca anche di dare un po' di speranza e appunto parlare di quello che è il grande amore e il rapporto di una famiglia, il rapporto specialmente anche tra madre e figlio. Bene, io nei vari capitoli, lo dico proprio perché poi il ruolo che mi compete è quello, no, di cercare in qualche modo, e ne avremo modo in questo Consiglio, faccio parte della Commissione Sanità e quindi avere i messaggi giusti, avere, io dico, anche la spinta giusta, e su questo ad esempio la signora Fiorello, la Renza è maestra, cioè non demordere mai e non perdere mai, no? La forza della speranza, che è quella di spingere e stimolare chi nel luogo della decisione può cambiare le sorti, può agevolare una vita o può anche salvare una vita, perché oggi abbiamo cure per malattie che anni fa era impensabile, oggi abbiamo strutture per alleviare o seguire ambiti di malattia che anni fa erano impensabili, e su questo dobbiamo essere coscienti e certi che si arriva lì perché c'è chi ci studia, perché c'è chi fa ricerca e per chi tramite associazionismo o sentimento personale spinge, no? Spinge chi è nel ruolo decisorio a prendere le decisioni, scegliere, come è stata quella del CRIC, no? Il fatto di dire si deve costituire un centro specializzato, lo abbiamo inquadrato in ambito schede ospedaliere per dare certezza della sua esistenza, e avremo necessità di spingerlo ancora di più affinché possa svolgere il suo ruolo in maniera più decisa. E su questo, proprio perché è quello quale io a volte ho anche un po', no, di orticaria, ma seppur sono consigliere civile orticaria, è capitolo 11 dove si dice burocrazia canaglia, no? Perché troppo spesso è quello che limita o che in qualche modo
pone difficoltà a quello che è la voglia di fare, la spinta di fare. Ecco. In quel capitolo tu cos'è che individui come burocrazia e canali e quale sarebbe l'ambito in cui bisognerebbe in qualche modo muovere e lasciare le briglie affinché chi ha la forza e ha la spinta possa portare gli obiettivi sperati? Grazie per la domanda, perché è proprio appunto anche uno degli obiettivi del libro, perché sì, si sensibilizza, ma si cerca anche un po' di scuotere, di smuovere, di raccontare quello che è, affinché chi ha potere anche decisionale su quella che è la sanità possa intervenire. Ci sono vari episodi e vari fatti nella nostra vita e nella vita di mia mamma che mi hanno portato, diciamo, ad arrabbiarmi anche tante volte fortemente, perché se iniziamo da dei fatti proprio concreti che erano quelli dell'inizio, ad esempio, della malattia, quando ti accorgi che tua mamma ha comportamenti strani, ti accorgi che si dimentica di spegnere il gas, oppure i comportamenti, quelli abituali, li sbaglia o dimentica le cose. Se la porti a fare il papà, insomma, e come familiari la portiamo a fare le visite, e da là si inizia a sottovalutare la cosa. Nel momento in cui si è scoperto, invece, insomma, si è insistito un attimo con il medico affinché si potesse fare delle visite più specialistiche, perché abbiamo dovuto insistere per fare delle visite specialistiche, esce che la mamma ha l'Alzheimer, che era tra l'altro la stessa malattia che ha avuto mio nonno e che hanno avuto i fratelli e le sorelle di mio nonno. E lì scopri, dopo un po' di tempo, forse troppo tempo passato, che tua mamma a 52 anni ha l'Alzheimer. Vai in un ospedale della zona, non in un centro specializzato, ma in un ospedale che segue le demenze, che comunque è il suo reparto dove segue le demenze e segue l'Alzheimer, e ti dicono che dopo 6 mesi tua mamma non camminerà più, perché è un Alzheimer giovanile e l'Alzheimer nei giovani galoppa, corre, e lì dici no, non è possibile una cosa del genere. E da là inizi a lottare. Io al tempo avevo la fortuna di lavorare in questi palazzi e di conoscere insomma delle persone tra cui la dottoressa Annalisa Basso, che era la commissaria non autosufficienza al tempo della regione Veneto, alla quale mi sono rivolto perché ho detto non è possibile, mia mamma ha 52 anni, voglio che mia mamma continui a riconoscermi come figlio e a stare in piedi e a camminare con noi, cosa posso fare? Da là sono riuscito quindi, grazie a Annalisa, a conoscere, l'abbiamo citata prima, Renza Ferello, e Renza Ferello ci ha aperto le porte con la conoscenza appunto del dottor Gabelli, che mia mamma ha sempre chiamato il suo guaritore. Diceva che il dottor Gabelli l'aveva guarita. Lei non si rendeva conto logicamente che la malattia andava avanti, però diceva che il dottor Gabelli l'aveva guarita. Perché? Perché se da una parte ci avevano detto di questi 6 mesi non avrebbe più camminato, mia mamma poi ha camminato per 10 anni. Per cui, perché? Perché non abbiamo più fatto seguire appunto dove eravamo andati inizialmente, ma dal centro di ricerca fondamentale che è per la regione del Veneto e non solo, il CRIC, ci siamo appunto rivolti al dottor Gabelli e lì abbiamo potuto seguire effettivamente come va seguita una malattia e come va seguito l'Alzheimer e un malato di Alzheimer. Abbiamo potuto avere, mettendoci anche a disposizione noi stessi di quella che è la ricerca, abbiamo potuto avere le parole giuste prima di tutto per riuscire a gestire la malattia, gli strumenti giusti e appunto delle persone quali, tra cui fondamentale il dottor Gabelli, che ci hanno guidato dal punto di vista medico e soprattutto anche umano, che è quello che non dobbiamo mai dimenticare, ci hanno guidato come famiglia. Poi la burocrazia in tanti altri aspetti è stata un problema, perché ad esempio quando dovevamo chiedere l'accompagnatoria all'INPS, al tempo dovevamo fare il colloquio, portare mia mamma a fare il colloquio, una tragedia per farla salire in macchina da San Zenone, andare giù a Treviso, 45 minuti, un'ora di macchina, e portarla a fare il colloquio. Arriva al colloquio, fa il colloquio con gli addetti, no? con chi doveva giudicarla, diciamo così, e lei al colloquio, bravissima, risponde a tutto.
usciamo, dice, era contenta perché era stata brava, però poi usciamo e torna di nuovo l'Alzheimer. E il blocco più grande è stato che questa cosa, nonostante noi a queste persone gliele avevamo detto, guardate che l'Alzheimer è così, cioè abbiamo dovuto poi aspettare e ripeterla perché è stata, diciamo, bocciata la questione, perché mia mamma appunto aveva risposto, ma chi era seduto lì non si era reso conto che si stava parlando di Alzheimer, si stava parlando di persone che adesso ci sono, tra un momento non ci sono e poi ritornano. E questa è stata una tra le varie cose, perché sono tantissime altre le cose che abbiamo vissuto, purtroppo anche di drammatiche. Un'altra cosa, porto via un altro minutino, perché visto che siamo in Consiglio regionale, penso sia anche giusto che i consiglieri le percepiscano queste cose. Quando mia mamma nell'ultimo periodo di vita stava ulteriormente male, si lamentava, non capivamo che cosa aveva. Aveva tra l'altro delle perdite di sangue ed è capitato molte volte di dover chiamare l'ambulanza e portarla in pronto soccorso. Arrivi in pronto soccorso con un malato di Alzheimer. Pronto soccorso dove, sapete insomma cosa c'è in pronto soccorso, c'è chi ha fatto un incidente, c'è chi ha la febbre, c'è chi si lamenta, ci sono i bambini, insomma, che magari disturbano eccetera perché magari stanno attendendo, e c'è il malato di Alzheimer. Il malato di Alzheimer in un contesto del genere sclera, cioè va ulteriormente, cioè la situazione peggiora ulteriormente. Quello che sarebbe importante fare, e alcuni lo stanno già facendo, è proprio che nel momento in cui si arriva in ospedale e c'è qualcuno che ha la demenza o l'Alzheimer, ci vorrebbe una corsia riservata, perché è un dramma per loro e è un dramma per la famiglia riuscire a gestire l'attesa del malato appunto di Alzheimer in mezzo a tutti, perché va ancora più in confusione. E poi riuscire a essere anche dentro nel momento in cui c'è la visita specialistica che viene fatta appunto al pronto soccorso, riuscire ad essere là come familiare è fondamentale. Non possiamo essere staccati o divisi, perché il familiare davvero si perde totalmente. E a noi è capitato tantissime volte, a nostra mamma, è capitato che questi dolori non si capiva che cosa avevano, veniva ricoverata in reparto medicina, la solita tachipirina o cose del genere, poi ce la rimandavano a casa. È capitato che ho dovuto chiamare di nuovo la Renza perché chiedevamo appunto ai medici di fare delle visite specialistiche perché continuava a lamentarsi, ma la risposta che ricevevamo è ma l'Alzheimer si sa, si inventano, hanno visioni, questo e quello. E noi come famiglia abbiamo dovuto soffrire ulteriormente perché nel batterci affinché venissero fatte delle visite specialistiche, abbiamo chiamato Renza è venuta là, siamo andati dal direttore quella volta dell'ospedale, gli abbiamo spiegato la situazione, l'ha subito poi capita e ha fatto fare le visite specialistiche a mia mamma. Bene, in quel momento avevamo già perso troppo tempo perché mia mamma era ormai avanti con la malattia dell'Alzheimer, ma era anche troppo avanti con un'altra malattia, perché abbiamo scoperto purtroppo che aveva un tumore e che era già in metastasi. Ed era una cosa che magari se si scopriva un po' di mesi prima, qualcos'altro si poteva fare. Però sono questi i limiti che le famiglie si trovano, limiti pratici che molte volte le famiglie si trovano ad affrontare. Poi non voglio attaccare o dire qualcosa contro i medici o il personale sanitario che assolutamente insomma sappiamo quanto lavora e quanto bene fa, però ci sono degli aspetti dell'Alzheimer che non sono ancora considerati, e per questo è giusto continuare a parlarne. Ci sono degli aspetti che chi lavora e chi deve decidere su come affrontare, che sia la ricerca o la sanità, deve conoscere, e questi sono gli aspetti pratici che appunto noi familiari ci troviamo ad affrontare e ad affrontare ogni giorno quando abbiamo un malato di Alzheimer in casa. E purtroppo quando si parlano di sanità, io ho cercato anche da Presidente della Commissione, mi ricordo quando ho portato in audizione il professor Calabrese, che è un giovane ricercatore dell'azienda ospedaliera di Verona, e lui fa ricerca sulla ovviamente sclerosi multipla,
E ricordo come in quell'audizione disse che la prevenzione, la ricerca, in qualche modo anche prevenire i sintomi possa essere molto importante per il decorso di una malattia, perché oggi poi le tecnologie anche farmacologiche ci danno possibilità enormi. E lo diceva a tal punto che poi inserimmo nel piano sociosanitario una cosa, io mi ricordo la inserì, che fu quella dello screening, no? Che si sarebbe potuto fare scoprendo che è una malattia che viene contratta dai 18 ai 25 anni, cioè molto giovani, i prime avvisaglie, ma quando te ne accorgi sei ormai un po' più vecchio e difficilmente recuperabile. Ecco, era lì che inserì nel piano sociosanitario questa cosa, pensando in qualche modo di spingere, sconfiggere la burocrazia, no? Magari con quello che sono dei prontuari, con quello che sono dei percorsi scritti, perché la burocrazia vive di questo, vive se c'è scritto lo faccio, se non c'è scritto non lo faccio. Ed è quello che a me ha sempre fatto male, perché in ambito sanitario, e questo ricordo qualche studio giovanile, quando ho frequentato qualche corso universitario da giovane, dove si parlava, e parliamo di tanti anni fa, si parlava già di statistica in sanità, no? Ecco, che credo sia una cosa bruttissima, perché io posso dire che ho il 90%, il 99%, il 98% di dato positivo in un ambito, e non menziono nulla perché sennò potrebbe essere preso come l'attacco a qualcuno, ma in un ambito, ma poi non ci accorgiamo che su quel 2, 3 o 5% che rimane fuori, che sono migliaia di persone, ci sono sofferenze, famiglie, difficoltà, malattie, sul quale invece la sanità deve intervenire in ambito umano e non statistico. Ecco, quindi credo che l'importanza di quello che hai detto necessita che il mondo sanitario faccia un percorso di formazione a tutti i livelli, nel momento in cui c'è una malattia così importante che è molto presente, debba in qualche modo adeguarsi a quello che sono le strutture di accoglienza, anche al pronto soccorso, e avere la formazione giusta per il percorso adeguato. Credo che in qualche modo la buona volontà di chi sulle varie malattie combatte deve essere riconosciuta e non osteggiata. Ecco, ci sono dei fattori sui quali la burocrazia dovrebbe essere quasi sciolta o quasi annullata, e questo ovviamente è compito di chi il ruolo istituzionale ce l'ha, però è necessario oggi ribadire e ricordarlo a me stesso per primo, che se siamo qui oggi è perché non ci si ferma di fronte a un ostacolo, no? E quella burocrazia maledetta in qualche modo non può essere l'ostacolo a una presa in carico di un paziente affinché possa avere il giusto percorso e nei tempi giusti. Perché poi, aspetta che ho perso il segno, c'è un'altra parte, io mi ero segnato due cose che mi hanno insomma coinvolto nel pensiero del percorso di questo libro, che è tutta la malattia, tutta la sofferenza e tutto quello che hai vissuto, il fatto della burocrazia, perché di fronte a tutto quello che vivi c'è anche questa, no? Ma come? Non soffro già abbastanza, non soffriamo già abbastanza. E poi però il finale dove si parla di speranza, ecco, quindi un messaggio universale che è quello che ti dà la forza di continuare, la speranza, che poi è descritta nel titolo, insomma, e lo riempie tutto, che è quella che può essere riempita sì ovviamente dai percorsi terapeutici, ma io credo fermamente nel percorso della ricerca, no? Okay. Se non è la ricerca speranza, cosa lo è? Ecco. Tu cosa ne pensi su questo, Fabio?
No, appunto, sono parole giustissime, perché appunto se non è la ricerca speranza sulle malattie, dove andiamo? Penso appunto che il mio e il nostro voler continuare a parlare della malattia e del percorso di nostra madre è proprio per quello, per continuare a sensibilizzare, per continuare a far capire, essendo che la cura risolutiva per l'Alzheimer non c'è, bisogna continuare a fare ricerca. Bisogna continuare a fare ricerca con gli strumenti giusti, con i mezzi giusti, con le persone giuste, e la Regione del Veneto, appunto, investendo nel CRIC, vuol dire che ci ha creduto che la ricerca fosse importante su questa malattia, ed è importante che il CRIC continui ad andare avanti, continui ad esistere e a lavorare. Perché? Perché noi il messaggio di speranza come famiglia, ho citato prima appunto che abbiamo avuto mia mamma con l'Alzheimer, ma anche suo papà, cioè mio nonno, e i fratelli e le sorelle di mio nonno, che erano 7-8, adesso mi ricordo bene, hanno avuto più o meno tutti o l'Alzheimer o demenza o Parkinson. Quindi diciamo che eravamo un caso particolare di studio interessante per la ricerca. Perché? Perché noi ci siamo messi a disposizione, tutti noi familiari, per fare appunto delle analisi che andassero nella banca dati che il CRIC possiede, nella quale appunto si vedono spero di non sbagliare termine, dottor Gabelli, le modificazioni genetiche che un familiare ha, che possa essere ereditario o no, il discorso appunto dell'Alzheimer. E quindi noi, nonostante diciamo la sofferenza che c'era, perché tra l'altro questo lavoro del discorso delle analisi eccetera abbiamo fatto pochi mesi dopo che mamma se n'era andata, però cerchiamo di trasmettere in prima persona quella che è la speranza con la ricerca. È fondamentale che la Regione, siamo qui per questo, è fondamentale che la Regione continui a credere in quello che il CRIC ha fatto fino ad oggi e che può continuare a fare, nonostante adesso il dottor Gabelli sia andato in pensione, giusto così, anche se l'avremmo voluto lì per sempre, ma comunque il dottor Gabelli c'è, perché insomma non si tira ancora indietro per quanto riguarda la ricerca. Le associazioni ci sono, adesso abbiamo appunto Renza qui presente, ma ci sono una grande quantità di volontari che si danno da fare per dare speranza e aiuto ai familiari che hanno bisogno e che vanno ringraziati e potenziati. Penso appunto anche ai centri sollievo e a tutte quelle strutture che riescono a dare un po' di aiuto e un po' di respiro ai familiari. Dobbiamo continuare a fare questo, dobbiamo continuare a parlarne, come mi era stato suggerito di fare, affinché si capisca l'importanza e la portata specialmente che ha questa malattia, che è giorno dopo giorno sempre più diffusa. Bene, siamo arrivati, chiusura vedo perché sono talmente bravi qui in Regione che hanno fatto una sala conferenze stampa e regia molto particolare. Siamo ovviamente anche in collegamento streaming, quindi poi nei social e quant'altro, chi vede oggi o chi potrà vederlo in remoto poi, e davanti ci hanno messo un cronometro che è quello che ci segna quando iniziamo e quando finiamo, no? Ecco. È stata secondo me una bella cosa quella di oggi, no? Quella di poter presentare questo tuo libro, questa tua esperienza, affinché possa arrivare questo messaggio, secondo me, importantissimo, che è quello che quando parliamo con qualcuno, sentiamo qualcuno che sta male, non viverla con indifferenza, perché prima o poi, in un modo o nell'altro, avvicina tutti il dolore per qualcosa che può succedere, no? Non pensiamo di esserne talmente distanti affinché non ci possa accadere. E questa consapevolezza deve essere quella che ci spinge ognuno di noi nella propria possibilità, nel proprio ruolo, è quello di investire le proprie possibilità, il proprio ruolo nel portare i risultati, in questo caso nel sistema, per quel che mi riguarda, nel sistema della programmazione sanitaria. Ed oggi,
con questo ovviamente bellissimo libro, di questa esperienza che finisce poi, no, l'ultimo capitolo, poi senza te qui, che però mi piace ricordare, legato a quella canzone, guarda, me lo sono scritto per non dimenticarmi, perché mi è venuta in mente, perché mio padre, che è sempre stato amante della musica, in particolar modo della lirica, fin da ragazzo io ascoltavo che cantava di sabato, oggi un po' vecchiotto non lo fa più, ma quando cantava quella canzone lì c'era una frase che diceva la vita mia legata a te, no? Ecco, credo sia importante questo, no? Il legame di questo libro con tua mamma, che è la vita mia legata a te. Ecco, mi piace chiuderla così, in ricordo ovviamente di tua mamma e soprattutto che in ricordo di tua mamma la tua battaglia, la battaglia di Renza, dei professori, di tutti noi, non finisca mai su quello che è la necessità di affrontare le difficoltà tutti assieme e soprattutto di non mollare mai in quello che è il percorso della ricerca e della necessità di trovare la soluzione o perlomeno diciamo modi più umani, ecco, di affrontare la malattia. Ecco, questo è ciò che mi sento di dire. Grazie. E se te Fabio vuoi salutare. No, vi ringrazio davvero, ringrazio i consiglieri presenti, ma il segretario e in particolar modo il consigliere Boron per questa grande opportunità. Diceva del tempo del cronometro, un'ultima cosa veloce, strana la vita, no? Le coincidenze. Perché? Perché il cronometro qua andava indietro. Nel cortometraggio ho messo un cronometro appunto che andava all'indietro. Il segno appunto del tempo che va all'indietro quando hai malato di Alzheimer e non va avanti. Però possiamo farlo andare avanti noi, possiamo invertire quel cronometro e tutti assieme parlarne, continuare a parlare di questa malattia e far sì che la ricerca possa portare i suoi frutti. Insomma. Grazie mille a tutti.